Ben ritrovati, io sono Sara Ferrarese e siamo insieme Muoverci Conoscendo, stimolo all'attività motoria, uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Oggi affrontiamo questa pratica assieme in cui andremo a allungare i nostri muscoli e a fare un lavoro di coordinazione. Sono con le gambe divaricate, le ginocchia leggermente piegate, distendo le braccia che rimangono parallele al pavimento. Inspirando ruoto un palmo della mano e l'altro rimane a terra. Espirando inverto, quindi dentro l'aria e fuori l'aria. Dentro l'aria e fuori l'aria. Ruoto mantenendo le braccia distese, un palmo della mano rivolto al soffitto e l'altro rivolto verso il pavimento. Dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro e espiro. Palmi rivolti verso il pavimento, apro e chiudo i pugni, le braccia sono sempre distese. Inspiro, chiudo i pugni, espiro, distendo. Dentro l'aria, fuori l'aria, e ora che ho imparato il movimento arriva il bello, un pugno chiuso, l'altra mano divaricata, inspiro e espiro, alterno e mentre faccio questo movimento in cui un pugno rimane chiuso e l'altra mano aperta, distendo le braccia avanti, dentro l'aria, fuori l'aria e torno sempre alternando il movimento delle mani a distendere le braccia verso le pareti laterali. Inspiro, espiro con regolarità mentre alterno la chiusura delle mani. Proseguiamo, immaginate due matitine sulle spalle e di disegnare dei cerchi alle pareti laterali, quindi inspiro e espiro, cerchi alle pareti laterali sempre più ampi, dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro e espiro nell'altro senso. Inspiro, le scapole e le spalle salgono alle orecchie, espirano invece scendono lontane verso i glutei. Proviamo a rendere più difficile e a sfidare di più la nostra coordinazione e facciamo ruotare una spalla in un senso e l'altra nel senso opposto. Quindi una avanza, l'altra arretra, una avanza, l'altra arretra. Alterno, inspiro, espiro, tornando alla posizione iniziale di partenza, qui le spalle sono ben lontano dalle orecchie, il collo lungo e disteso. Ora provo in senso opposto, inspiro, espiro, inspiro e l'altra spalla, quindi avanza mentre l'altra spalla arretra. Dentro l'aria col naso, fuori l'aria con la bocca, dentro l'aria col naso, fuori l'aria con la bocca. Alterno la flessione di un gomito e distendo l'altro. Inspiro, espiro, ripassando dalle spalle. Dentro l'aria, fuori l'aria. Alterno, un braccio compie un movimento, l'altro il movimento opposto. Inspiro, espiro. Inspiro e espiro. Ora la difficoltà aumenta. Torniamo a toccare con le mani le spalle. Mentre un braccio si distenderà verso l'alto, il braccio opposto verso la parete avanti. Ritorno alle spalle, inspirando, espirando, opposto, quindi dentro l'aria, fuori l'aria. Dentro l'aria, fuori l'aria. Disegno una L con le mie braccia, ripassando sempre dalle spalle. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ora oscillo con le braccia avanti e indietro, piegando leggermente le ginocchia senza unirle. Quindi sempre a più ampi i movimenti, inspirando le ginocchia si flettono e le braccia oscillano. Inspiro, espiro, dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Divarico quindi le gambe e scendo, piego le ginocchia che seguiranno le punte dei piedi e sollevo un tallone mentre l'altro rimane a terra.
e inspirando torno al centro, quindi fuori l'aria, sulla zip dei pantaloni, pancia in dentro, sollevo un tallone, peso a piombo al centro, inspiro, espiro, scendo. Immagino una sedia dietro di me e di volerla toccare col gluteo, quindi fuori l'aria, dentro l'aria torno, ancora espiro, inspiro, torno e fuori l'aria, dentro l'aria torno, espiro, scendo, il peso in mezzo ai due piedi, inspiro, torno, espiro, inspiro, torno. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi ricordo di andare sul portale chespettacolo.info. Buona giornata a tutti!